sì, io sono favorevole. Ecco, in caso sospetti sì. Sì, giusto, la sicurezza per i bambini, per le scuole. Invece delle telecamere invita persone che controllino. Mi sembra che sia tanto semplice. Lei è contraria allora? Ma certo, perché quello non serve mai a niente. Tanto le oscurano e fanno tutto quello che vogliono. Per me sembra che sia giusto che ci sia qualcosa di più che osservi i comportamenti di tutti gli insegnanti, quelli che sono in giro, visto quello che succede ogni tanto. Controllare che tutto quanto si risolga in maniera giusta, non c'entra la privacy in questo caso qui. Insomma. Bambini e anziani vanno tutelati? Sì, sicuramente bambini e anziani. Con gli stessi soldi si possono mettere delle persone, ci sono migliaia di persone che vengono pagate. Tenendo presente che ci vorrebbe uno studio un po' più approfondito, penso che possa anche andare, essere una valutazione che può andare bene, insomma. Ecco. Io sono d'accordissimo, più telecamere ci sono, più sicurezza dà. Non c'è nulla da nascondere? No, credo proprio di no. Non ci deve essere nulla.